Buonasera da Marco Angileri, ben ritrovati a F Motori, il magazine settimanale del motorsport su Telefriuli. Una puntata dedicata all'Italian Bahia, gara di Coppa del Mondo Cross Country Bahia e campionato italiano. Avremo assieme a noi il responsabile della comunicazione Carlo Ragogna, nella seconda parte il pilota Andrea Tomasini. Ma le immagini si stanno riferendo al grande evento che si sta correndo, ovvero la Six Day di Enduro a 6 giorni, i colori azzurri protagonisti sia tra i senior ma anche e soprattutto tra gli junior, con uno strepitoso Lorenzo Macoritto che in squadra con Manolo Morettini e Matteo Pavoni hanno recitato un ruolo di assoluti protagonisti nella gara mondiale. Buonasera Carlo Ragogna, responsabile della comunicazione dell'Italian Bahia. Ricordiamo 9-11 di settembre, l'appuntamento valido per la Coppa del Mondo, perciò un biglietto da visita non da poco. Buonasera Carlo. Grazie, buonasera a tutti i telespettatori di Telefriuli, grazie. Allora, partiamo con l'aggiornamento, con quello che sono le notizie dell'ultimo momento, visto che tu ti occupi appunto di questo, con le ultime novità per quello che sarà il grande appuntamento del prossimo fine settimana. Beh, come ben sai tu, insomma, siamo in full immersion negli preparativi, ormai mancano pochi giorni, però siamo entusiasti perché è arrivato un pacchetto di iscrizioni davvero importanti sia a livello di campionato di Coppa del Mondo che di Coppa Europa e anche di campionato italiano, per cui l'Italian Bahia è davvero una gara di altissimo livello quest'anno. Sai benissimo che torniamo dopo un anno di assenza, l'anno scorso abbiamo dovuto rinunciare a causa Covid e quindi ci sono le premesse per il grandissimo spettacolo da giovedì a sabato. È cambiato un po' tutto, interporto di Pordenone, cuore pulsante dell'Italian Bahia. Ci sono già state le prove generali in occasione del campionato italiano, è confermato perciò un punto di riferimento per quello che sarà la gara. Esatto, il quartiere generale della corsa sarà all'Interporto Centro Ingrosso di Pordenone. È la prima volta che ci andiamo con il mondiale. A marzo abbiamo fatto le prove generali con l'Artunia Race, è stato un successo, credo a 360 gradi, come si cerca di dire sempre quando veramente abbiamo affrontato tutte le dinamiche che ci servivano in un quartiere generale. Tra l'altro siamo molto raccolti, questo avveniva anche in fiera a Pordenone, certamente, ma insomma, visto che è stato fatto questo cambio, qui troviamo una situazione anche tra l'altro di maggiore libertà, perché non sono chiusi i confini, ok? Il centro ingrosso è un'area in cui può arrivare la gente tranquillamente. Base operativa al centro ingrosso e poi il percorso che si dipana sulle aree golenali di Meduna, Cosa e Tagliamento, come ormai tradizione dal 2006, da quando siamo tornati a organizzare l'Italian Bahia dopo un unico Italian Bahia Sardegna del 2005, insomma, che faceva seguito all'epopea mondiale sul Celina Meduna. Carlo, ci sarà anche uno sforzo mediatico importante perché stiamo un po' lavorando, bisogna dirlo, anche per quello che sarà poi l'Italian Bahia da vivere, social, televisione, satellite, perciò c'è un progetto importante legato a una gara che poi è importante. Sì, stiamo lavorando su vari fronti, come dici tu, e l'impegno mediatico è importante anche perché in epoca Covid anche la gara, seppure diciamo in una situazione di relativa libertà, ancora non ammette il pubblico ufficialmente, quindi lo sforzo mediatico è proprio per rappresentare questo spettacolo, perché la gente possa vedere cosa succede all'Italian Bahia e apprezzare direi la qualità dei concorrenti. Abbiamo in progetto di fare alcune dirette nelle 3 giornate di gara, giovedì, che però giovedì non è proprio la gara, giovedì è legata ai preparativi, alle verifiche dei concorrenti e quant'altro all'Interporto di Pordenone, poi la gara vera e propria è tra venerdì e sabato, ma sia giovedì che venerdì che sabato abbiamo previsto delle dirette sul canale 228 della piattaforma Sky, quello di AC Sport per intendersi, e quindi un weekend che avrà anche il Gran Premio di Formula 1 a Monza abbiamo concordato comunque degli spazi per cui noi saremo lì, poi saremo sul canale YouTube di Italian Bahia, sulle piattaforme Facebook, Instagram e quant'altro, insomma. Ovviamente poi avremo anche le pagine sulla Gazzetta dello Sport e sui giornali locali, sui quotidiani, Gazzettino e Messaggero Veneto. Si conferma perciò una gara di alto valore sia sotto l'aspetto tecnico sportivo ma anche a livello di comunicazione. Parlando però di quelle che sono le partecipazioni, a tuo avviso quale sarà l'uomo di punta, Ozic oppure Al-Rajhi, che sicuramente giocheranno un ruolo da protagonisti, però ci sarà anche qualche outsider, questo parlando ovviamente della Coppa del Mondo Cross Country Bahia, poi ci sarà
voltando pagina anche quella del campionato italiano cross country rally e poi side by side, perciò un grande contenitore dove lo spettacolo sicuramente non mancherà. Guarda, quest'anno possiamo dire che l'Italia Bahia ha una miscela davvero esplosiva. Mi spiego, noi non possiamo ancora dare dei nomi precisi perché l'elenco iscritti è sotto la supervisione della FIA, quindi non siamo autorizzati a rivelare molto. Beh, io ne ho Però detti un paio che saranno sì, sì, sicuramente ma della infatti, ma questi partita. erano già stati anche annunciati, quindi posso confermare che avremo i primi 7 della classifica di Coppa del Mondo. I primi 7 sono tutti presenti a Pordenone, così dicasi i primi 5 della Coppa Europa e anche della classifica mondiale del T4. Quindi abbiamo una rappresentanza davvero completa ad altissimo livello. Tu hai nominato Olovic, hai nominato Arragi e nominiamo anche Yasir Seaidan, se lo pronuncio bene, che è il pilota attualmente in testa alla classifica iridata, guida una mini John Cooper Works Rally dell'X-Ray Team come Olovic, e quindi tra questi tre, Yasir Seaidan, Yazid Arragi e Krzysztof Olovic, sempre difficile da pronunciare perché lui è polacco, abbiamo senz'altro i candidati alla vittoria. L'Italia Bahia mai come quest'anno può essere decisivo per assegnare il titolo assoluto, perché in effetti se vincesse Seidan e gli altri non facessero un punteggio congruo, potrebbe essere addirittura decisivo l'Italian Bahia e non decisivo il Bahia del Portogallo, che si farà a ottobre. È la prima volta che per l'Italia Bahia c'è questa situazione, perché noi abbiamo sempre corso in marzo, oppure a giugno negli ultimi anni, oppure a fine luglio, primi di agosto, quando poi c'erano altre gare in calendario che definivano la classifica. Questa volta l'Italia Bahia, come penultima prova di Coppa del Mondo, può essere decisiva per l'assegnazione dei titoli. Ci saranno poi anche i pordenonesi che non mancheranno, alcuni che, non so, Crozzolo, Tomasini, ma non solo loro, che arriveranno poi con delle potenzialità buone, Suzuki, Isuzu, perciò potranno giocarsela, soprattutto Tomasini che comunque al Bahia Hungarian, lo abbiamo sentito anche durante un'intervista, ha portato a casa un terzo posto di classe, perciò importante, va bene anche questo per il tifo pordenonese. Altro che. Allora Andrea Tomasini, lo chiamiamo pordenonese, sacilese, poi abbiamo Angelo Miro, lo spilimberghese, sono un equipaggio ormai consolidato, loro saranno in gara con Isuzu come dicevi tu, e certamente sono stati protagonisti prima all'Ortunia, adesso in Ungheria, e sono pronti a ritornare a Italia Bahia di Coppa del Mondo, ma vantano già altre apparizioni negli anni passati. Sono molto affezionati a questa gara, ovviamente per loro è un palcoscenico importante dinanzi alla platea di casa. Oltre a loro hai nominato Federico Crozzolo, ricordo anche che Amerigo Ventura, che è il torinese che corre con l'SSV, con Mirko Brun. aveva Mirko Brun, sì, a farli da navigatore, quindi insomma queste sono presenze pordenonesi. E poi mi preme anche ricordare l'amica Chiara Zoppellaro, che fa da navigatrice ad Andrea Debbi su un Daihatsu Rocky. Ecco, anche Chiara Zappellaro ha corso come pilota e ha corso come navigatrice, è una stratifosa del fuoristrada, insomma. Grandissima passione quella di Chiara Zoppellaro. Una grandissima passione, artefice del Pink, non mi ricordo, Pink Group, adesso non mi ricordo Pink Woman, mi sembra, proprio per tradizione il coinvolgimento nell'off-road della parte femminile, è un progetto importante che lei ormai da anni porta avanti. Esatto. Anche a livello di Federazione Italiana Fuoristrada, quindi insomma è molto attiva in questo, e sono contento che lei possa tornare a correre l'Italian Bahia. Poi, giusto per citare anche i protagonisti dell'italiano, giustamente avremo al via l'attuale leader della classifica tricolore Sergio Galletti con un Toyota Hilux, con le portacolori dell'R-Team. Ricordiamo che l'R-Team di Renato Riegler quest'anno è tornato sulla scena nazionale dopo che l'aveva abbandonata da diversi anni, anche forse un po' in polemica con la federazione stessa, ma quest'anno è tornato. Positivo questo rientro già all'Artunia Race, vorrei aggiungere, perché in polemiche alcuni anni fa, adesso è rientrato così commentando positivamente questa evoluzione del campionato italiano, e questo sicuramente fa bene al movimento, perché Riegler effettivamente conta molto nell'off-road a livello non solo nazionale. Certamente, e poi è in grado tra l'altro di veicolare diversi equipaggi, penso a Riccardo Colombo per non dire di altri, insomma, e ovviamente Sergio Galletti che avevo nominato, che
il favorito quest'anno perché ha accumulato già un vantaggio consistente, è stato molto importante anche la trasferta in Grecia, c'è stato il Rally di Grecia che quest'anno è stato inserito praticamente nel novero delle gare del campionato italiano, ecco, questa è una novità assoluta. Chi ha potuto andare in Grecia, per esempio la Suzuki non è andata con il campione in carica Lorenzo Catecà e ha perso l'opportunità di sfruttare il coefficiente 3, il triplo coefficiente della gara ellenica, che ovviamente ha dato punti importanti a Galletti e ha costruito il margine piuttosto elevato che lui ha in classifica, per cui per Codecà quest'anno è veramente difficile recuperare, e questa è per la parte cross country rally. Invece per la parte SSV, perché ormai dal 2018 abbiamo due campionati che lavorano in parallelo, Paralleli. esatto, mentre a livello FIA, perché poi si può fare confusione in questa specialità, no? A livello FIA non c'è questa differenziazione, per cui uno con un side by Cioè, side con lo spieghiamo, SSV, nella Coppa del Mondo con un side by side, che sono quei veicoli leggeri, può correre e vincere l'assoluta. Nel campionato italiano, che si corre contemporaneamente nell'Italian Bahia, ci sono due classifiche ben distinte e separate, perciò uno non può vincere perché ha una classifica a parte, ecco. esatto, esatto, ci sono due campionati, quindi il campionato italiano Cross Country Rally, il campionato italiano SSV Bahia Sprint, che hanno due classifiche separate come dicevi tu, ma soprattutto nel caso, come è stato all'Ortunio Race, che il miglior tempo assoluto lo facesse uno degli SSV piuttosto che uno degli CRT, non c'è una classifica unica, comunque rimangono separate. Ecco, a livello di SSV in questo momento è in testa con un congruo vantaggio Elvis Borsoi, che è l'ex campione italiano cross country rally del 2017, quest'anno si è cimentato con l'ISSV e vediamo che i risultati gli danno ragione perché ha accumulato un vantaggio consistente. Naturalmente avrà avversari insomma, in grado di metterlo un po' in difficoltà, tuttavia il vantaggio che ha gli consente anche di lavorare in strategia, ecco, non prendere rischi eccessivi, insomma, perché queste sono sempre gare, anche il Bahia di Pordenone, nonostante alla fine siano 350-400 km di percorso, non tanti in rapporto ad altre gare, no? E quindi può essere considerata una sprint, tra l'altro, questo Sì. poi è il concetto di base delle Bahia, ma in questo caso a maggior ragione a Pordenone per caratteristiche proprio di situazione topografica noi non possiamo esprimere dei percorsi più lunghi, no? Grazie a Carlo Ragogna, responsabile comunicazione dell'Italian Bahia, Coppa del Mondo, Cross Country Bahia e Campionato Italiano, oltre che SSV. Ricordo 9-11 di settembre, prossimo fine settimana. Grazie ovviamente, un buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie della vostra attenzione, buona serata. Buonasera ad Andrea Tomasini, ci stiamo avvicinando a quello che è l'evento Italian Bahia dal 9 all'11 di settembre, prossimo fine settimana. Andrea, sei pronto? Beh, direi di sì, dai, siamo pronti, siamo carichi e non vediamo l'ora di risalire in auto. Partiamo da quella che è stata una grande prestazione con l'Hungarian Bahia, perciò già da lì hai fatto vedere che ti puoi giocare un ruolo così importante di classe come è stato appunto il podio nel contesto ungherese. Beh sì, in Ungheria è stato veramente una bellissima gara lunghissima peraltro, prove velocissime e molto tecniche e alla fine è arrivato anche un bel risultato, segno che con caparbietà sia io, Angelo, il mio navigatore e soprattutto il mio team, capitanato da Lorenzo Cenzi e Federica, insomma, si fa vedere che siamo sul pezzo, ecco. Beh, positivo questo per quanto riguarda appunto le previsioni della tua gara di casa. Tu ormai possiamo dire sei diventato uno specialista perché hai accumulato diverse esperienze nel cross country rally Bahia, perciò andiamo un po' a scoprire quali sono i tuoi desideri nella gara di casa, quali saranno appunto le ambizioni soprattutto dell'Italian Bahia 2021. Ma le ambizioni di una Bahia, non solo l'Italian Bahia, di qualsiasi Bahia sono arrivare prima di tutto, perché sono gare lunghe, molto intense e che mettono a dura prova le macchine, come sappiamo bene oramai, soprattutto la nostra gara di casa mette a dura prova le auto e anche gli equipaggi. Quindi l'ambizione è arrivare. Ovviamente davanti al pubblico di casa si cercherà di dare il massimo, ancora quel più che si può dare.
Affinità con la tua Isuzu, ormai col Jazz Team che ti sta accompagnando in questo periodo, al di là di qualche acciacco che può succedere sempre, l'hai detto un attimo fa te, in una gara così lunga come le Bahia, come il cross country rally, il guaio è sempre dietro l'angolo in virtù appunto del chilometraggio importante, però parlavo appunto di affinità con la tua Isuzu. Beh, oramai con la mia Isuzu non ci diamo più del lei. Posso dire che oramai la conosco bene. Lorenzo mi ha messo in modo di poter macinare i più chilometri possibili. Oramai ho fatto parecchie gare e quindi sto bene assieme all'Isuzu. È un'auto fantastica, intuitiva, peraltro si fa guidare molto bene. L'assetto è un assetto favoloso, quindi tanto di cappello a Lorenzo Grappellano. Dunque, gara di casa, tu hai già qualche anticipazione su quello che sarà il tracciato? Perché chiaramente viene scoperto proprio all'ultimo, è vero? No, sinceramente anticipazioni non ne ho, perché effettivamente viene scoperto all'ultimo tracciato, ci danno il roadbook poco prima della partenza, proprio per regolamento. Dando un'occhiata così al programma ho visto che insomma il prologo probabilmente ho letto via Pasca a Cordenons, quindi sarà il solito prologo o almeno uno spezzone del solito prologo. Prologo peraltro molto misto, sono dei pezzi molto molto veloci con dei dorsi ciechi, fino a che poi non si entra nel greto del fiume e lì viene il bello perché il fiume cambia quasi ogni ora, quindi non possiamo prevedere quel che succederà e quello che troveremo. Angelo Mirolo, ormai una garanzia al tuo fianco. È una super garanzia. Io e Angelo oramai sono anni e anni che corriamo assieme. Avevamo fatto una breve pausa quando correvo con Mauro Toffoli, che saluto, anche lui bravissimo navigatore. Con Angelo oramai siamo affiatati e devo dire che ci troviamo molto bene e stiamo costruendo anche tante idee assieme per il futuro. Siamo in una fase di chiusura iscrizioni, ma è già, sentendo Mauro Tavella, l'organizzatore del Fuoristrada Club 4x4, c'è soddisfazione per quella che poi è la composizione, ovvero il numero degli iscritti, perché è un periodo abbastanza difficile in linea generale, Covid, ma non solo. Però si parla già di un numero importante, 60 e anche oltre. In un contesto come questo è sicuramente un numero più che soddisfacente, a mio avviso, per gli organizzatori. Tu cosa ne pensi, Andrea? È sicuramente un ottimo numero, che dire, bravo Mauro Tavella che riesce sempre a portare a Pordenone così tanti equipaggi da tutto il mondo e bravi tutti che fanno conoscere Pordenone anche all'estero. Bravo Mauro Tavella che organizza la gara e quindi porta dall'estero qui da noi gli equipaggi che visitano la nostra Pordenone e un pochino ce lo diciamo, bravi anche noi come italiani, quando andiamo all'estero, che portiamo la bandiera italiana fuori, non solo, ma anche quella friulana e quella della nostra regione. Così è stato, immagino, l'Hungarian Baia cos'era? Inizio di agosto, mi sembra. All'inizio di agosto, sì, all'inizio di agosto. Però è stata anche una bella festa, mi sembra, in generale, perché quando sali sul podio, sei all'estero, ti gasi un po', diciamo la verità, hai quell'adrenalina che nel post gara soprattutto salta fuori, è una gioia immensa, immagino anche poterla vivere da protagonista su un podio, una gara così. È stata una gioia fantastica arrivare e fare bene e soprattutto tirare fuori il tricolore. Questo sì, è stato bellissimo, è stato un momento che ricorderò per sempre e speriamo che ne vengano anche tanti altri. E poi tirare fuori il tricolore in una gara di casa non sarebbe proprio male, vero Andrea? Non sarebbe proprio male, perché no? Facciamo quello che possiamo. Io quest'anno sono iscritto all'italiano all'interno del Bahia e voglio, ripeto, finire la gara sì, e cercherò di dare veramente il massimo per poter fare il meglio che posso, se non altro anche per ringraziare tutti i nostri partner come Geastar o Rapid Group, Beffed, che ci seguono da anni e hanno creduto in noi step by step, la Denardi, la Bottega del Colore, la maggior parte sono tutte aziende qui del territorio che negli anni ci hanno sempre appoggiato e piano piano ci hanno appoggiato fino a dove sono arrivati i risultati e così continueremo.
Questo vuol dire anche una sensibilità in tanti aziende, tanti sponsor verso una gara che viene vissuta in maniera particolare, poi quella di casa ovviamente, e grazie a questa il fatto che leghino la loro immagine a un pilota come te che poi spazia anche in altre gare al di fuori chiaramente del contesto regionale. Questo va bene, andrebbe bene per molti, ma immagino che tu li ripaghi anche con la visibilità e questo è molto importante. Certo, certo. No, i miei partner al momento sono molto molto contenti, lo dimostra che alla fine mi seguono ogni anno tramite la JazzTech e abbiamo anche perché no, delle mire che renderemo note durante il prossimo anno, inizio prossimo anno, perché piano piano la vita è fatta di scale, si sale e si cerca di andare sempre più su. Andiamo a dare un po' di caratteristiche del tuo mezzo, l'Isuzu della JazzTech Racing, appunto per dare un'idea agli amici a casa di quello che guidi, che hai sotto il sedere in pratica. Allora, la mia bestiaccia, la chiamo, è un T1, quindi è un prototipo, è un tubolare completo. Ecco, spieghiamo perciò costruzione tubolare. Vuol dire anche essere molto a tuo agio sul sconnesso e perciò è, tra virgolette, possiamo dire un po' snodato rispetto a degli chassis rigidi di altre vetture di serie che poi vengono trasformate. Non so come potrebbe essere una vettura che tu guidavi, la Suzuki Gran Vitara. Un tubolare perciò è più avanzata a livello di costruzione per poterti muovere in maniera più dinamica. Esattamente. Copia molto meglio il terreno rispetto a un'auto derivata da serie, copiando molto meglio il terreno abbiamo molta più trazione e ci possiamo permettere anche il lusso di prendere, faccio un esempio, alcuni tipi di VUPS, di ondulazioni del terreno particolari a velocità anche importanti. Motore. Il motore è un 3.5 diesel biturbo, un motore molto morbido, molto spalmato, che quasi non ti dà l'idea della velocità alla quale ti sta portando, perché spalma molto molto bene la potenza e soprattutto riesce a scaricarla tutta o quasi tutta a terra. Lorenzo ha fatto miracoli. C'è un equilibrio giusto per quello che è il telaio, il tubolare, il peso e la potenza del motore, immagino in questo caso. Sì, assolutamente. Poi devo dire, il motore è anche un motore messo in una zona arretrata e bassa, proprio per una questione dei baricentri, in modo da far tenere di più la macchina ed essere anche molto più guidato. Trazione scontata. La trazione è 4x4, ovviamente. Sì, col peso cosa siamo? 27 quintali, 26? Ci siamo. Più o meno, ecco. Siamo lì, esatto. Diciamo che l'equilibrio c'è, ormai l'hai fatta tua ed ovviamente adesso dobbiamo vederti per forza all'opera. Ricordiamo Italian Bahia con Andrea Tomasini, al suo fianco Angelo Mirolo, dal 9 all'11 di settembre, perciò prossimo fine settimana, in quella che sarà appunto la gara di casa, gara di Coppa del Mondo Cross Country Bahia, perciò ti auguriamo un in bocca al lupo, divertiti, fai divertire il pubblico e ovviamente porta a casa un risultato importante come è stato in Ungheria. Crepi il lupo, io ti ringrazio sempre della squisita disponibilità e ospitalità che ci dai e ti ringrazio tanto, saluto tutti quanti e ci vediamo all'Italian Bahia. Nero